Il servizio che diventa motivo di conflitto perché si trasforma in un esercizio di potere, a quale conversione è chiamato? Spesso nella liturgia fare un servizio vuol dire anche occupare uno spazio, occupare un ruolo a cui non si rinuncia facilmente, e così la parte umana di noi fa diventare il servizio un motivo di conflitto. Da una parte questo chiede una profonda conversione personale interiore, cioè ciascuno deve mettersi al servizio e non deve occupare semplicemente degli spazi. Dall'altro una migliore organizzazione della vita liturgica della comunità fa sì che si giochi un po' di anticipo, senza che il servizio diventi una gara e senza che il servizio sia sequestrato da un'unica persona. Coinvolgimento ampio nei ministeri liturgici, ma anche formazione e preparazione. Come si intrecciano queste due dinamiche? Coinvolgere nella liturgia è bello perché ciascuno trova non soltanto il suo posto, ma anche il proprio ruolo. Per alcune persone che hanno ricevuto anche nella vita delle ferite o che sono affaticate, il fatto di poter avere un posto e un ruolo anche nella vita liturgica, tutto però deve essere al servizio della liturgia. I servizi nelle singole parrocchie quale beneficio possono trarre dal sentirsi parte di un cammino comunitario della Chiesa diocesana? Intanto le parrocchie più piccole possono essere aiutate perché non hanno magari tutte le forze per seguire, e poi il vantaggio è quello di creare uno stile il più possibile condiviso,